Tragedia ieri sera a Giavera del Montello, 75enne invalido costretto in sedia a rotelle muore soffocato nel rogo della sua abitazione. A causare l'incendio forse una candela accesa sul comodino. Non si esclude l'omicidio dopo ritrovamento a Lipari del cadavere di un animalista bellunese. Le sue battaglie contro il randagismo dei cani davano fastidio a qualcuno nell'isola. La morte a Vittorio Veneto della 66enne Elda Tandura, al vaglio della procura l'aggravamento dell'ipotesi di reato a carico del compagno che l'ha picchiata selvaggiamente. Tragedia a Oriago di Mira, una mamma di 38 anni, ex modella, si è tolta la vita, forse la depressione post-partum all'origine del dramma. Arrestato a Vigasio, nel veronese, ex amministratore della società di servizi partecipata dal comune, intestava segni a se stesso ed utilizzava i soldi per comprare beni di lusso. Ex Popolari Venete, dalla commissione parlamentare l'ipotesi di un sistema per aggirare i controlli della vigilanza, il giallo di 3 ispettori di Banca Italia assunti dalla Popolare di Vicenza. Stati generali della logistica e della portualità del nord-est, oggi all'Arsenale di Venezia, l'appello delle autorità portuali: Adriatico strategico per i collegamenti tra est ed Europa, i porti devono fare sistema. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con la tragedia che si è verificata ieri sera a Giavera del Montello nel Trevigiano. È morto soffocato nel rogo della sua abitazione. Niente da fare per un 75enne invalido rimasto intrappolato nella sua camera da letto invasa dal fumo. Sentiamo i dettagli. Una candela accesa lasciata sul comodino della camera da letto, pare sia questa la causa del rogo che ieri sera a Giavera del Montello ha scatenato l'incendio nel quale ha perso la vita Ignazio Mariotto, 75 anni, costretto su una sedia a rotelle. Pare che l'uomo abbia cercato di raggiungere la porta per uscire, ma non ci sia riuscito. È morto asfissiato dal fumo che ormai aveva invaso la camera, con le fiamme che in breve hanno avuto facile presa sulle coperte ed il materasso. Mariotto, ex impresario nel settore dell'edilizia e del movimento terra, nonostante si fosse ritirato da tempo a causa dell'invalidità, era molto conosciuto in paese e la notizia della tragedia ha profondamente scosso la comunità. Ieri sera, poco dopo le 19, quando i vigili del fuoco, allertati dai vicini che avevano visto uscire del fumo dall'abitazione, sono arrivati in via della Vittoria a Giavera, purtroppo per l'anziano non c'era più nulla da fare. Sconvolta la moglie, che era uscita per delle commissioni e stava rientrando quando è stata avvisata della tragedia. Sull'episodio indagano i carabinieri di Montebelluna. Non si esclude la pista dell'omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di un animalista bellunese morta a Lipari. Le sue battaglie contro il randagismo dei cani avevano dato fastidio a qualcuno nell'isola. Sentiamo. È giallo sulla morte dell'animalista bellunese Barbara Berto, di 74 anni, trovata ieri sugli scogli di Porticello, nell'isola di Lipari, in Sicilia. Il suo corpo, nudo e con alcune ferite, è stato scoperto da un uomo che portava a spasso i suoi cani. I carabinieri che indagano non escludono per ora la pista dell'omicidio. La Berto era residente da una decina d'anni ad Acquacalda di Lipari, a 4 chilometri di distanza dal luogo del ritrovamento. Animalista convinta, si batteva da tempo, anche con numerose denunce, contro il problema del randagismo dei cani nell'area. Di certo in questi anni le sue battaglie avevano dato fastidio, generando più di qualche lite. Il cadavere della donna presentava segni di taglio compatibili con gli scogli su cui la donna è finita, perché sballottata dalla mareggiata delle ultime ore. La morte potrebbe risalire alle 2 di notte, secondo il medico legale. Ed ora il dramma che si è verificato a Oriago di Mira nel Veneziano. Una mamma ex modella si è uccisa 11 mesi dopo la nascita del suo primo bimbo. Sentiamo. Un passato da indossatrice e fotomodella, bellissima, si era laureata in economia e commercio, poi sogno di una famiglia. Angela Cavinato, 38 anni, aveva sposato un ex calciatore, oggi preparatore dei portieri. A novembre del 2016, il momento più bello, la nascita del suo bimbo. La neomamma lavorava nello studio del padre, consulente del lavoro. Una vita tranquilla, era molto conosciuta nel veneziano, soprattutto per la sua carriera di modella. Partecipava a fiere, film come comparsa ed anche indossatrice nelle sfilate. Un sorriso
che contagiava tutti, ma qualcosa si è rotto. Angela, forse a causa di una depressione postpartum, si è tolta la vita. La mattina era andata a lavoro come al solito, poi a pranzo era tornata a casa per abbracciare il suo piccolo, ma il pomeriggio aveva detto al padre che era stanca ed era rimasta a casa. In quelle ore qualcosa nella mente della neomamma si è spento, in un attimo la tragedia. Le persone che la conoscevano la ricordano come una ragazza spensierata e gentile, aveva la capacità, dicono, di rallegrare tutti con molta dolcezza e in modo pacato, ponendosi con le persone con un'attenzione ed una pazienza che pochi hanno. Ed ora la morte a Vittorio Veneto della 66enne Elda Tandura. Al vaglio della Procura di Treviso l'aggravamento dell'ipotesi di reato a carico del compagno che l'ha picchiata facendola finire in coma. Poi è morta, appunto. Sentiamo. Rischia di essere modificata in lesioni e maltrattamenti aggravati, se non addirittura in omicidio, l'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Treviso a carico del 47enne di Conegliano, compagno di Elda Tandura, l'ex insegnante di 66 anni, morta 2 notti fa all'ospedale di Vittorio Veneto dopo un mese di coma per le botte ricevute proprio dall'uomo che conosceva ormai da circa 7 anni e che fino al decesso della 66enne era accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate. Sarà ora il pubblico ministero Mara De Donà a decidere, in base all'esito dell'autopsia disposta sul corpo, se e in che termini aggravare l'accusa a carico del 47enne responsabile delle gravi lesioni al corpo e alla testa che a fine settembre avevano portato al ricovero d'urgenza l'ex docente. L'ematoma proprio alla testa era risultato subito gravissimo. Sottoposta a intervento chirurgico non si era più risvegliata. L'indagato era già stato denunciato una prima volta dalla donna nel 2012 ed è attualmente a processo per fatti precedenti al pestaggio che ha portato alla morte dell'ex insegnante. I due avevano continuato però a vedersi se a fine settembre è avvenuta l'ennesima brutale, fatale aggressione. Ed un'altra violenza si è verificata nel Veneziano, a Favaro Veneto, vittima una 33enne. La donna è stata picchiata selvaggiamente in mezzo alla strada in via Altina a Favaro Veneto dall'ex compagno e da altri 3 individui che le hanno teso un vero e proprio agguato. Sentiamo. 20 giorni di prognosi per le ferite visibili, tempo illimitato per quelle incise a fuoco vivo nell'anima. A Favaro Veneto, in via Altinia, l'altra sera, una donna di 33 anni è stata picchiata brutalmente dall'ex compagno e da altri 3 energumeni di una nota famiglia Sinti che le hanno teso un agguato. Schiaffi e colpi con un bastone e una tavola spezzata. Un attacco vile che non può essere associato a generiche motivazioni di disagio relazionale. No, l'altra sera, come ogni qualvolta una donna è vittima di violenza, un uomo ha agito da delinquente e come tale sarà perseguito dai carabinieri di Favaro Veneto che stanno ricostruendo l'accaduto. Quando i militari sono arrivati, i 4 aggressori si erano già allontanati, ma sono già stati identificati. Nell'agguato è rimasto ferito lievemente anche l'attuale fidanzato della donna, che non è riuscito a fermare la furia dei 4 individui. Nelle prossime ore si spera possano essere già emessi i primi provvedimenti giudiziari. Proprio nella caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia in campo San Zaccaria, domani sarà inaugurata una sala dedicata all'audizione delle donne vittime di violenze. Dario, l'uomo di 44 anni di origine polacca residente ad Eraclea, scomparso nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stato ritrovato morto. Il suo corpo è stato individuato dai vigili del fuoco questa mattina intorno alle 10 nelle acque del Piave, tra le Lamaglie. Lo si cercava da 4 giorni. Sabato sera il 44enne, dopo una lite con la moglie, era uscito di casa e non vi aveva più fatto ritorno. La donna aveva allertato la polizia di vigili del fuoco. Sul parapetto del ponte sul Piave ad Eraclea erano stati ritrovati il cellulare dell'uomo ed una bottiglia di vodka e così il pensiero di un gesto estremo assieme alla decisione di un allontanamento volontario erano stati i 2 filoni dell'indagine avviata dagli uomini del commissariato di Jesolo. Questa mattina il ritrovamento del cadavere ha spento ogni speranza. E nuovi dettagli sul delitto di Isabella Noventa emergono dalle motivazioni depositate dal giudice. Deborah Sorgato temeva che Manuela potesse crollare, ma sentiamo i dettagli nel servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Padova.
I fratelli Sorgato avevano timore che Manuela Cacco potesse parlare e tradire il trio diabolico, cosa che poi è accaduto. È proprio Deborah a scrivere un sms alla tabaccaia utilizzando il cellulare di suo figlio e fingendosi il ragazzino, invitando Manuela a tacere. Manuela, l'anello debole, la componente fragile del gruppo, sarà lei l'unica a rivelare poi gli unici dettagli credibili della notte dell'omicidio, perché dimostrava di non saper continuare a fingere e a reggere la pressione mediatica. Sono nuovi dettagli emersi dalle motivazioni depositate dal giudice Tecla Cesaro, che ha condannato a 30 anni di carcere i fratelli Sorgato e a 16 anni e 10 mesi la tabaccaia di Camponogara. Lei, la prima a promettere di stare in apnea finché schiatto, poi però la sera del 15 febbraio, chiamata in questura dal pubblico ministero, crolla quando vede le riprese delle telecamere del centro di Padova e confessa la messa in scena della passeggiata con il giubbino di Isabella. I fratelli Sorgato invece continuano a negare e Freddy racconta la versione, mai ritenuta attendibile, del gioco erotico finito male. Un altro dato inquietante è quello dello storditore elettrico che il ballerino e la tabaccaia un mese prima del delitto cercarono di acquistare. Questo potrebbe spiegare l'assenza di tracce ematiche di Isabella nella casa e nelle auto dei Sorgato. Manuela, nella sua versione, parla invece di una mazzetta utilizzata da Deborah per uccidere la donna, un elemento che forse la tabaccaia voleva utilizzare per negare ogni suo coinvolgimento nel delitto. La cronaca ora ci porta da Padova a Verona, nel Veronese, dove la Guardia di Finanza ha arrestato l'ex amministratore unico della gestione servizi integrati Vigasio del comune di Vigasio, ritenuto responsabile dei reati di peculato, bancarotta ed autoriciclaggio. Il provvedimento è stato emesso al termine di una complessa serie di accertamenti bancari e contabili eseguiti dalle Fiamme Gialle veronesi, che hanno permesso di ricostruire come il precedente amministratore della municipalizzata abbia indebitamente sottratto in modo costante dalle casse della società somme di denaro di cui aveva la disponibilità, quantificandone allo Stato l'ammontare in oltre 900.000 euro in un arco temporale di oltre 7 anni. Il denaro poi veniva utilizzato dall'uomo per l'acquisto personale di beni di lusso. Ispettori di Banca Italia assunti alla Popolare di Vicenza e un sistema congegnato per aggirare i controlli imposti dall'Istituto Centrale, quanto emerge dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, che però è ancora al centro delle critiche per la lentezza delle sue mosse. Sentiamo. L'hanno soprannominata la rete di protezione per tutelare Veneto Banca e Popolare di Vicenza dai controlli di Banca d'Italia. Un sistema ben congegnato, come riporta oggi Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, per aggirare i controlli imposti dalla vigilanza sugli istituti veneti. Dati emersi dalla Commissione parlamentare, le audizioni delle ultime ore. 3 ispettori di Banca Italia, tra l'altro, sono andati a lavorare per l'Istituto di Credito Vicentino. Lo ha svelato il procuratore Cappelleri, che già ha dichiarato di non avere più strumenti per sequestrare i beni di Zonin. 3 funzionari di Palazzo Koch, Gianandrea Falchi, Luigi Amore e Mario Sommella, e altri dipendenti pubblici sono finiti a lavorare a Popolare di Vicenza. Assunzioni definite sospette da chi oggi deve ricostruire quanto avvenuto. Intanto non si placano le polemiche sulla stessa commissione. La responsabile di Forza Italia Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino, attacca: le prime audizioni sono certamente un momento di arricchimento, ma considerando anche i tempi esigui ritengo che debbano al più presto concludersi questi incontri preliminari e entrare nel vivo della nostra inchiesta. Forse i colpevoli non pagheranno, dice, ma abbiamo il dovere di scavare per portare alla luce la verità. Insomma, facciamo presto. E ancora le banche popolari, perché in audizione davanti alla commissione d'inchiesta il procuratore di Vicenza Cappelleri ha pesantemente tirato in ballo il suo predecessore, che nel 2001 indagò chiedendo l'archiviazione su Gianni Zonin, presidente della Banca Popolare di Vicenza. Il suo predecessore era il trevigiano Antonio Fogliadelli. Sentiamo. Ha chiamato pesantemente in causa Antonio Fogliadelli nella veste di ex procuratore di Vicenza, l'attuale capo della procura berica Antonino Cappelleri, in audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche. Il crack della Popolare di Vicenza è il tema su cui Cappelleri ha detto che stona da parte di un procuratore, alludendo proprio al trevigiano Fogliadelli, di chiedere l'archiviazione di un'inchiesta perché manca la prova assolutamente certa, facendo riferimento alle indagini svolte nel 2001 sull'Istituto di Credito e in particolare sul suo presidente Gianni Zonin, indagato per presunti favoritismi a esponenti sindacali e familiari e occultamento di ingenti perdite economiche.
Lo stesso Cappelleri ha confermato che Fojadelli assunse, una volta in pensione, una carica in una controllata della Popolare di Vicenza. Non fu l'unico funzionario pubblico a farlo. Assunzioni e ruoli promossi nel tentativo, questa l'ipotesi avanzata in commissione, di creare una rete di protezione dai controlli sulla banca. Breve ma ferma la replica di Fojadelli raggiunto al telefono. Sono, potrei dire, sorpreso, mi limito a questo aggettivo, che un magistrato faccia dichiarazioni sulla base di illazioni e sulla base di interpretazioni assolutamente infondate ed arbitrarie, e che non si attenga invece a quelle che dovrebbero essere esclusivamente considerazioni di carattere tecnico-processuale. Nessun ripensamento da parte dell'ex procuratore che, tornando con la memoria a quella vicenda, aggiunge: ciò che è stato fatto, come ho detto tante volte, rifarei, perché il processo ha delle regole che vanno rispettate e sono state rispettate. Tutto quello che poi è successo a distanza di 12 anni, voglio dire, i fatti sono fatti, le interpretazioni non fanno parte del mio mondo. Stati generali della logistica e della portualità del nord-est, oggi all'Arsenale di Venezia. Colleghiamoci quindi subito in diretta con i nostri inviati Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai già anticipato, ci troviamo qui all'Arsenale, dove da questa mattina sono in corso una serie di tavole rotonde per discutere degli stati generali della logistica a nord-est. È stato anche proprio siglato un piano strategico che il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha definito solamente un primo passo, perché proprio poco fa ai nostri microfoni ha sottolineato il fatto che in questo piano non si parli di Mose e che si augura che invece si faccia. E a proposito di Mose, visto che oggi qui ospite c'è il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, ha dato proprio un annuncio a tutti i giornalisti, ovvero cosa che aveva già detto in precedenza ma ora è arrivata proprio la conferma ufficiale: ci sono i soldi per completare l'opera, dunque per completare il Mose. Abbiamo trovato le risorse, ha detto, le abbiamo integrate con 210 milioni, ora però non resta che lavorare e cercare di capire come fare per quanto riguarda la manutenzione, perché come sapranno soprattutto i veneziani, quello che costa per quanto riguarda l'opera del Mose, oltre al completamento, sono proprio poi i costi successivi per la manutenzione. Un altro annuncio importante che è stato fatto dal ministro Del Rio è che il 7 novembre, dunque tra poco più di una settimana, si riunirà il comitatone per discutere della salvaguardia di Venezia. Non solo, il sindaco Brugnaro ha anche detto che servono ben 270 milioni per quanto riguarda le bonifiche di Porto Marghera. Ha anche annunciato il governo, ha detto che se ne occuperà, però il sindaco Brugnaro giustamente dice: ora vogliamo vedere, vogliamo le prove e vogliamo che si agisca. In questo momento stanno parlando il governatore Zaia e il governatore Serracchiani, ci saranno anche tra pochissimo i presidenti delle autorità portuali di Venezia e di Trieste. Se non hai altre domande, Marta, dall'Arsenale qui a Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Sì, grazie Ilaria, naturalmente vi aggiorneremo questa sera nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ma restate con noi, tra pochissimo la seconda parte del TG. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo ora a parlare di autonomia e quelli che saranno i prossimi passi dopo il referendum di domenica scorsa. Sentiamo le spiegazioni del costituzionalista Luca Antonini, ospite ieri sera di 20:10. L'equazione che è alla base del testo che è stato presentato è: io chiedo le stesse competenze di Trento e Bolzano e quindi mi siedo al tavolo della trattativa chiedendo le stesse risorse. Siccome a loro per quelle 23 competenze dai i 9 decimi, lo stesso è giusto che dai al Veneto, o se no riconosci che a Trento e Bolzano stai dando di più. Questa è l'equazione che si va, no? Poi dopo si tratterà
tratteremo, capite? Però l'equazione è quella, o c'è una discriminazione, poi tanti dicono ma a Trento e Bolzano c'è la questione internazionale, l'Austria. Su Trento non c'è nessuna questione internazionale, Bolzano era stato austriaco, ma Trento è sempre stato italiano. Se tu lasci risorse in un territorio ad alta produttività, aumenti il PIL nazionale, cioè se fai ripartire il Veneto, riparte l'Italia, che oggi è ancora piuttosto piantata, piuttosto ferma. Se tu lasci risorse qui, invece di metterle in sprechi, cioè io faccio sempre questo esempio, il Comune di Roma ha 20.000 dipendenti suoi, se ci aggiungi le 3 società partecipate diventano 40.000. Sì. Tutti i dipendenti dei comuni del Veneto messi insieme, quindi non stiamo parlando di solo di Veneto, ma tutti i comuni messi insieme fanno 26.000 dipendenti. Ancora cronaca da Venezia, inquietante episodio nel cuore della notte alla Giudecca, fuoco per cause ancora sconosciute, il mototopo di una compagnia di trasporti. Sentiamo. Una potente esplosione ha svegliato poco dopo la mezzanotte buona parte dei residenti della Giudecca. A saltare in aria un mototopo di proprietà di una nota compagnia di trasporto merci con sede sull'isola. L'imbarcazione, ormeggiata all'altezza del Ponte Lungo, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme per cause che dalle prime indagini della questura sembrerebbero accidentali. Decine le telefonate giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco, intervenuti sia da terra che dall'acqua per spegnere le fiamme. La barca è andata completamente distrutta. L'incendio, breve ma devastante, era visibile a chilometri di distanza. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un barchino con 3 o 4 persone a bordo che proprio negli istanti in cui cominciava il rogo si allontanava dall'isola di Gran Carriera. Ed ora un servizio davvero curioso, parliamo di annusatori incaricati di 4 giri quotidiani dotati di un fiuto finissimo e di un tablet per comunicare con la società che coordina il progetto. Da quasi un mese 6 persone sono al lavoro nelle stenze nel Padovano a caccia di odori molesti. Sentiamo. Non è una novità assoluta, il progetto era partito 8 anni fa ma era fallito. Ci riprovano il comune di Este e Sese, la società che gestisce l'impianto di trattamento rifiuti di via Comuna, a cercare di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Da un mese sono 6 gli sniffers, annusatori professionisti, che ogni giorno compiono 4 giri quotidiani a caccia di odori molesti. Il progetto è coordinato dall'Università di Udine e durerà per altri 4 mesi. Le 6 persone dotate di un naso finissimo sono state selezionate e formate 4 giri al giorno in un'area di 5 km dalla sede dell'impianto in orari fissati. Arrivati sul posto e messo in azione il loro naso, gli sniffers scelgono una delle opzioni presenti sul tablet: livello di odore da nulla intenso, specificazione della tipologia dell'odore. I dati vengono spediti in tempo reale ed elaborati miscelandoli con le condizioni meteo e l'intensità dei venti. Agli annusatori sarà garantito un compenso, uno studio imparziale di cui solo il prossimo anno si conosceranno i risultati, che saranno elaborati seguendo la più aggiornata normativa europea. Ed ora la solidarietà con l'appuntamento con la donazione del sangue da parte delle forze dell'ordine. Vediamo. Al di là della missione istituzionale, noi siamo convinti che la solidarietà sia importantissima e che la sicurezza passi anche attraverso la solidarietà. Claudio Di Paola, dirigente della squadra mobile, è stato uno degli ideatori 10 anni fa del coinvolgimento delle forze dell'ordine nella donazione del sangue, ed eccole stamattina le uniformi trevigiane in coda per donare. Quest'anno è stata una bellissima edizione, una bella giornata. Abbiamo 78 presenze, di cui per la prima volta anche la presenza dell'esercito italiano. Questo è il 10° anno che la facciamo. Quest'anno la sensibilità delle uniformi è importante. Una new entry qui a Treviso, ma sul territorio nazionale l'esercito, le forze armate, i corpi armati dello Stato si prodigano spesso e volentieri in queste iniziative a favore della collettività e a favore di loro stessi, insomma, perché anche l'esercito fa parte di questa collettività. È importante perché noi diamo sangue anche alle altre regioni, noi siamo autosufficienti ma diamo sangue alle altre regioni. Avere sangue in più significa riuscire a rispondere a tutte le esigenze della tecnologia e di nuovi interventi che sono importanti. La donazione del sangue è un atto che non costa nulla e manifesta solidarietà umana nei confronti del prossimo bisognoso, è qualcosa che nobilita anche il reparto di polizia penitenziaria di Treviso e si auspica si veicoli questo messaggio di solidarietà anche nella società.
Vi ricordo ora il nostro spazio dedicato a voi telespettatori che ci seguite da casa per problemi di servizi. Potete contattare la nostra redazione agli indirizzi che vedete in sovraimpressione, redazione@antena3.it, oppure potete lasciare un messaggio alla segreteria telefonica 0422 02 30898 o ancora inviare un SMS o un WhatsApp al 351 1755 340. Saremo come sempre al vostro fianco per risolvere piccoli e grandi problemi. Ed è proprio tutto per questa edizione. Vi ricordo tra pochissimo torna ore 13, spazio come sempre il giovedì dedicato alla CGIL, ospiti in studio Paolino Barbiero dello SPI CGIL, Lucia Celi ed Ezio Bacchin del patronato Inca. E quest'oggi un argomento sicuramente di grande interesse, perché si parlerà di pensione e di lavoro dopo la pensione. Questa sera invece ospite a 20:10 Giovanni Gaio, presidente di Alcedo. Ed è tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buon pomeriggio. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Non demorde l'alta pressione, sarà bel tempo anche in questo giovedì 26 ottobre. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto altra bella giornata soleggiata e stabile, da segnalare soltanto locali nebbie mattutine sulle pianure meridionali e tra il nord veneziano e il sud trevigiano. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 18 e i 20 gradi, i valori minimi tra 6 e 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui ci attende una bella giornata soleggiata e stabile ovunque, con assenza assoluta di nubi. Le temperature massime saranno attese sui 18-20 gradi, i valori minimi previsti mediamente tra 7 e 10 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige, sole splendente su tutta la regione e cieli completamente sereni. Le temperature risultano essere in generale lieve aumento, con massime sui 24-29 gradi, valori minimi attesi sui 6-7 gradi circa. Il mare sarà calmo sulle coste e quasi calmo al largo, i venti deboli da nord-ovest. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.